Terza corsa premio Claude Monet, una prova del trofeo Gentleman for Life. Si corre senza la frusta in 9 al via. Con il numero 1 Cometa LL, Michela Rossi, 2 Carosio Light, Federico Bongiovanni, 3 Cuore Luis, Filippo Monti, 4 Cabiria GSO, Michele Canali, 5 Calliope, Giovanni Ghirardini, 6 Cortés dei Greppi, Daniele Orsini. In seconda fila 7 Caribalilla Patrick Romano, 8 Crusoe dei Greppi Jessica Pompa, 9 Corazon Key Nicola Del Rosso. Allineamento che va a completarsi con Cometa LL un po' staccata dall'ala, parte piano in seconda fila Cortés dei Greppi e si parte con Cuore Luis che assume l'iniziativa già da dietro la macchina e va al comando nei confronti di Cortés dei Greppi all'esterno che parte forte, cerca la discesa alla corda su Cometa LL, la quale però mantiene la corda. Cuore Luis in vantaggio nei confronti di Cometa LL, poi un po' di caos con l'errore di Carosio Light, scende terzo alla fine Cortés dei Greppi avanti Carosio a Light, Cabiria GSO. squalificato. Si muove all'esterno invece Corazon Key con Cuore Luis che ha già tirato i remi in barca, 14,9 per i primi 200 e 34 per i 400. Cuore Luis in vantaggio, Corazon Key che insiste all'esterno, si porta a lato di Cometa LL, cerca di portarsi sulla testa della corsa, va a fare la seconda pariglia Cortés dei Greppi. Avanti sempre a Cabiria GSO, quindi ancora Caribalilla, alla retroguardia c'è Crusoe dei Greppi. Davanti alle tribune cerca di accelerare un pochettino il ritmo Nicola Del Rosso all'esterno di Cuore Luis. 38 questi 400 metri corsa, 1, 1 e 2 per il mezzo miglio iniziale. Cuore Luis in vantaggio e Corazon Key che pressa al largo. Lungo i birilli sempre Cometa LL in pariglia Cortés dei Greppi avanti a Cabiria GSO che si è scostata anche lei dai birilli al chilometro in 1,16,9 con Cuore Luis che continua a tirare indietro. Si muove in mezzo alla pista Cabiria GSO che cerca di rifare il gruppo sull'accelerazione però della testa. Corazon Key e Cuore Luis completamente apparigliati. La dritta di là passata in 14 e 9 con Cuore che si difende da Corazon. Lungo la corda c'è Cometa LL, poi sempre Caribalilla senza correre, ancora Cortés dei Greppi e Cabiria GSO. L'ultima curva passata dalla testa in 15 e 7, sempre in vantaggio Cuore Luis, rinnova gli attacchi Corazon Key, di dentro va Cometa LL, Cuore Luis che si difende, è in controllo Cuore Luis che ha ancora una di margine, Cuore Luis che vince facile nei confronti di Corazon Key, mentre per il terzo posto Cometa LL potrebbe essersi salvata dal finish di Caribalilla. 39 la chiusa, 1,16,3 il ragguaglio cronometrico, il successo di Cuore Luis che viene a vincere con Filippo Monti che controlla, ma forse un po' di paura ce l'ha avuta sull'ultima curva perché Corazon Key era davvero minaccioso, ha fatto una bella corsa all'esterno.